Signore e signori, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Replay. Oggi, 27 novembre, in diretta dagli studi di Tele Europa Network. Tanti gli argomenti oggi di cui parleremo insieme ai nostri ospiti. Partiremo dalla Serie A, dal Crotone, che è uscito sconfitto dallo Juventus Stadium per 3-0. Per quanto riguarda la Serie C, ci sono stati 3 pareggi di Cosenza, Rende e Reggina, mentre il Catanzaro ha perso sul campo del Siracusa. Parleremo anche delle penalizzazioni che ci sono state in Serie C proprio in queste ore e lo faremo insieme ai nostri ospiti e insieme al mio compagno di avventure Franco Segreto. Sì, buon pomeriggio a te Silvia e a tutti gli ospiti che andremo a presentare. Abbiamo tanta carne a fuoco oggi pomeriggio. Allora, partiamo col presentare gli ospiti. Dalla mia destra, mister Franco Giugno, buonasera. È uno che ha battuto il Cosenza, l'ultimo allenatore, lo sosteneva il collega Antonio Clausi, l'ultimo allenatore che ha battuto il Cosenza sulla panchina del Rennes. O ci sbagliamo, Franco? Beh, io mi ricordo che l'ho battuto, poi dopo di me non lo so. Non mi pare che ci siano stati... Per Cosenza Channel, Antonio Clausi. Salve a tutti. Un ospite graditissimo, siamo felici oggi di averlo qui con noi, oltre che un grandissimo professionista, anche un amico, Michele Bruni, preparatore atletico del Rende. Grazie mille. Michele, per te ci sono tante domande, vogliono sapere i nostri amici tifosi del Cosenza e non qual è il segreto di questo Rende, poi ce lo dirai, va a 1000 all'ora. Secondo me ce lo dice lunedì. Ce lo dirà lunedì, ma no, cercheremo di carpirgli qualcosina. E poi il nostro opinionista e amico Aldo Cennamo. Salve, buongiorno a tutti. Per tutti oggi. Oggi è già molto carico. Allora, Franco, partiamo subito col dire e col parlare del Crotone che ha perso 3-0 allo Juventus Stadium, Crotone che nel primo tempo è riuscito comunque a tenere il risultato sullo 0-0, poi la Juve è andata a balanca, diciamo così. Cioè, non c'è nulla da dire perché era un risultato già scontato sulla carta, tant'è che per quanto mi riguarda avevo visto un discreto Crotone messo in campo da Nicola con un solito 4-4-2, ha retto bene, come dicevi tu poc'anzi, il primo tempo, questo giro palla della Juve che era diventato anche un po' noioso, tant'è che sul più bello poi ho cambiato anche un po' canale, dico vediamo quello che succede nel secondo tempo. E poi in effetti nella ripresa insomma la Juventus ha fatto valere il suo miglior tasso tecnico, per carità, è andata in gol prima con Mandzukic che di testa ha superato i 2 difensori centrali del Crotone, poi c'è stato quel gran bel gol di Sciglio per chiudere poi con Benatia. Guarda caso hanno segnato poi il secondo e il terzo gol e 2 difensori della Juventus, ma non mi preoccupa questo per il Crotone, piuttosto come dire, la prossima partita, che è una gara importante, si giocherà lunedì in posticipo e affronterà l'Udinese. Io ieri ho visto Udinese-Napoli, devo fare i complimenti a Del Neri prima e a Oddo poi, che ieri era per la prima volta sulla panchina dell'Udinese, ma è una squadra quadrata, una squadra compatta. Se non ci fosse stato il rigore sarebbe sicuramente finita in parità e sarebbe stata l'unica squadra italiana al momento, una delle poche, a fermare il Napoli. Quindi io vedo, proietterei più il discorso sul posticipo di lunedì, e tra appunto Crotone e Udinese sarà una gran bella partita tutta da seguire. Allora, facciamo una battuta veloce con i nostri ospiti sul Crotone. Franco, hai visto la partita? Sì, la differenza tecnica è imbarazzante. Cioè, mi viene anche difficile commentare. Cioè, è finita 0-0 il primo tempo perché solamente per cause di inerzia, perché la Juve poteva segnare in qualunque momento, ma soprattutto se tu tieni 10 giocatori sotto la linea della palla è ovvio che per 20, 30, 40 minuti riesci anche a resistere, a non prendere gol, ma nel momento che i ritmi del Crotone nel portare la pressione sull'avversario si sono un po' abbassati, la Juve ha dominato e poteva fare tante altre cose. Siamo sempre a quel discorso, qui ci sono 2 campionati, le ultime 7-8 fanno un campionato per fatti loro, poi ci sono le altre di un livello tecnico talmente superiore che, ripeto, a volte sembra davvero imbarazzante. Antonio. C'è poco da aggiungere a quello che ha detto il mister, del resto non era questa la partita in cui il Crotone doveva fare punti. I punti il Crotone secondo me nelle ultime giornate li ha persi con il Genoa la settimana scorsa in casa perdendo 1-0.
se avesse invece dato seguito alla vittoria di Bologna, già secondo me la classifica sarebbe completamente diversa, però ovviamente nulla è perduto, anche perché c'è un livellamento così verso il basso che è un po' quello che succede in tutte le altre categorie. Ormai, ma è il calcio italiano del resto, che abbiamo visto essersi livellato totalmente verso qualcosa che fino a qualche anno fa non esisteva. Prossimo incontro è da vincere, anche se, come diceva Franco, Oddo sembra avere dato quella scossa in più, potrebbe essere però figlia del cambio in panchina, dopo che un calciatore vede il cambio tecnico, di solito fa di tutto per mettersi in mostra, è sceso in campo qualche elemento messo in disparte da Del Neri, è stato cambiato modulo, da 4-3 si è passati al 3-5. Il Napoli non al top come nelle prime giornate. Novembre è il mese in cui il Napoli, diciamo, di solito balbetta. Venerdì sera, Franco. Vabbè, tu sei juventino, sei di parte. Anche il mister, non è che il mister... Michele. Andiamo avanti. Se parliamo del Crotone, è chiaro che quella di ieri non poteva essere la partita per fare punti da parte del Crotone. Invece vorrei sottolineare quanto di buono sta facendo il Crotone. Per avere la misura di quello che sta facendo il Crotone quest'anno e l'anno scorso, bisogna guardare il Benevento, che è un po' la situazione promossa in Serie B, non tra le favorite, invece promossa in Serie A dalla BLA. Il Crotone ha fatto lo stesso percorso ed è riuscito l'anno scorso a salvarsi in modo onorevole e quest'anno sta facendo un ottimo campionato, quindi secondo me bisogna sottolineare i meriti del Crotone. È chiaro che alla partita di ieri fa poco testo contro la Juve, non ci potevamo aspettare che facesse più di quello che ha fatto, anzi si è difeso il primo tempo, ha retto il primo tempo, poi è chiaro che i valori sono quelli che sono delle due squadre. Aldo. Ma è chiaro che se il campionato finisse oggi il Crotone è salvo, quindi già la classifica è buona da questo punto di vista. Secondo me deve immediatamente, giustamente come diceva Clausi, dimenticare la batosta che ha preso in casa col Genova. Quella è stata una partita che secondo me il Crotone doveva assolutamente non perdere, invece ci ha rimesso i 3 punti e si sapeva, a Torino non credo che avesse velleità di portarsi a casa qualcosa. Il primo tempo è stato un primo tempo scialbo, io sono juventino quindi l'ho vista la partita, però onestamente poi il secondo tempo è calato il sipario, si è vista la grande squadra. Però il Crotone deve incominciare di nuovo a fare punti con le squadre che sono al suo livello. Già da lunedì con l'Udinese in casa deve prendere i 3 punti per migliorare questa classifica, che è già discreta, diciamo la verità. Quindi se il Crotone con l'Udinese dovesse batterlo, automaticamente si mette in una posizione tranquilla quasi e quindi si va a giocare le partite anche con uno spirito diverso. Però psicologicamente quel risultato di Genova è un risultato che deve immediatamente dimenticare. Benissimo, allora Franco, passiamo alla Serie C, andiamo a vedere cosa è successo in questa 16ª giornata, siamo quasi al giro di boa diciamo, e vediamo i risultati. Casertana rende 0-0, Catania batte Agragas 2-0, Cosenza Sicula 0-0, Fidelissandria Trapani 0-1, Matera batte Francavilla 2-1, Monopoli Juve Stabia 0-2, Fondi Lecce 0-0, Regina Bisceglie 0-0, Siracusa Catanzaro 2-1. Andiamo adesso a leggere la classifica, poi la rettifichiamo insieme perché vi diremo le penalizzazioni. No, forse l'abbiamo già rettificata forse in tempo utile. Vediamo, allora. Sì, è rettificata. È rettificata. Lecce sempre in testa alla classifica con 37 punti, segue il Catania a 34, Trapani 31, Siracusa 26, Rende 24, Monopoli e Francavilla 22, Matera, Juve Stabia e Bisceglie 20 punti, Catanzaro e Regina 18, Cosenza 16, Sicula Leonzio, Fondi 15, Casertana 14, Fidelissandria 12, Paganese 11, Agragas 6. Vogliamo dire che le penalizzazioni? Sì, di quello che abbiamo letto andiamo subito a dire che il Tribunale Nazionale Federale, in base alle irregolarità che ci sono state con la Covisoc, ha tolto all'Agragas 3 punti, 1 punto per il Matera e 1 punto per la Fidelissandria. Quindi praticamente il Matera scende a 20 e poi abbiamo visto l'Agragas Fanalino di Coda a 6 punti. A 6 punti, ne aveva 9. Ne aveva 9. E anche la Fidelissandria con 1 punto in meno. Quindi arrivano, ma non sono queste, ne arriveranno tante altre ancora di penalizzazioni.
quindi ne vedremo delle belle in questo campionato che, come diceva e sosteneva anche nelle puntate precedenti l'amico mister Franco Giugno. Ci abbiamo fatti i capelli bianchi. Ci abbiamo fatti i capelli bianchi, dovrebbe essere se non riducono le inizialmente squadre, a 60, poi a 59, a 58, ora è venuto così. meno il Modena, anche lì in quel girone hanno problemi. E purtroppo, caro Franco, falseranno poi i campionati stessi. Sì. Devono ridurre le squadre professionistiche, lo diciamo da anni. Allora Franco, abbiamo visto che il Lecce ha avuto un piccolo passo falso pareggiando, sì, mentre il Catania ha vinto, e ricordiamo che nel prossimo turno riposerà il Lecce. E ci sarà un bel Trapani-Catania. E ci sarà un bel Trapani-Catania, quindi sono 3 i punti ora di distacco tra il Lecce, che ha pareggiato in trasferta contro il Fondi, e il Catania, che invece ha vinto 2-0, una partita contro l'Acragas molto facile per la formazione di Cristiano Lucarelli, con gol di Di Grazia e Curiale. A 31 punti troviamo invece il Trapani, anch'esso Corsaro in trasferta, ha vinto per 1-0 con un gol di Rizzo contro la Fidelissandia, che, come dicevi benissimo tu prima, è stata anch'essa penalizzata poi di 1 punto, così come il Matera, 3 l'Acragas. Per quanto riguarda le calabresi, poi andremo a vedere naturalmente in dettaglio come gli highlights, quello che hanno detto anche gli allenatori nel dopo partita. Il Cosenza con questo passo falso 0-0 in casa, la squadra, un po' tutti sono usciti tra i fischi perché non ha gradito per l'ennesima volta il popolo rossoblù, quei pochi, ahimè, ai noi, che sono rimasti e che vengono praticamente a vedere le partite delle Cosenza al San Vito Marullo, 842 più praticamente gli abbonati, si sono sfiorati i 1500 spettatori, ormai lo standard, lo status quo è questo. 0-0 dicevo contro la Leonzio, allenata dall'amico Pino Rigoli, che ha salvato la panchina con questo pareggio, era in bilico pure lui, pareggio anche per la Regina contro il Bisceglie, del Rende a Caserta. Vedremo, dicevo, gli highlights, ne parleremo con gli ospiti in studio, mentre ha perso il Catanzaro per 2-0, una doppietta 2-1, scusate, lapsus, 2-1 contro il Siracusa, e c'è stata una doppietta, se non vado errato, di Parisi e poi il gol di Falcone per il Catanzaro. È tutto, per il momento possiamo andare avanti. Allora, partiamo dal Cosenza, quindi andiamo a vedere gli highlights di Cosenza Sicula Leonzio e li commentiamo insieme ai nostri ospiti. Sì, ecco qua, Cosenza con la solita maglia rossoblù a strisce orizzontali, mentre la Leonzio bianconera, 3-5-2 per la formazione di Pino Rigoli, il Cosenza 4-3-1-2 con Mungo a ridosso di Mendicino e di Baclette. Non giocava dall'inizio Palmiero, mentre Braglia ha optato per Bruccini, Calamai e Statella, che giocava praticamente da defilato a destra, questa volta mezzala destra. Non è stata una bella partita assolutamente, noiosa, e poi sentiremo anche Braglia che dirà che la sua squadra più di questo non può fare. Qui c'è un diagonale di Baclette, c'è un tocco con la suola di Dermaco, ma il portiere ex Foggia Narciso non si fa sorprendere, un altro colpo di testa di Baclette. L'unica emozione di questo primo tempo, poi vedremo, è una traversa scheggiata, eccola qua, da Baclette. Questa è l'unica emozione forse di tutti i 90 minuti, perché poi la squadra non si è espressa per come avrebbe dovuto. La formazione di Pino Rigoli, schierata a 3 in difesa, 3 centrali, tra i quali un ex Aquilanti, ha tenuto bene, ha tenuto botta, ma non è che poi il Cosenza si sia presentato sotto la porta e si sia reso pericoloso per quanto riguarda gli attacchi rossoblù, assolutamente no. Qui vediamo Bicci Diacono in una delle sue poche sortite in avanti, uno che ha tenuto, come dire, palla, si è dato da fare, ma non ha trovato lì la corrispondenza dei 2 attaccanti, che per quanto mi riguarda sono stati pochi incisivi, non hanno meritato assolutamente la sufficienza. Quindi insomma è una squadra spuntata quella di Rigoli, scesa in campo sicuramente per ottenere un pareggio. Lo ha ottenuto la formazione siciliana, e il Cosenza invece è uscito tra i fischi, e poi sentiremo anche Braglia, quello che ha detto a fine gara, non è rimasto assolutamente soddisfatto, così come non è rimasto soddisfatto il presidente Guarasci di questa ennesima prestazione non all'altezza della situazione. Quindi bisognerà vedere ora quello che succederà in settimana, perché alle porte c'è il derby, appunto, che si giocherà a Rende al Marco Lorenzon domenica prossima con inizio alle 16:30, quindi un Cosenza da rivedere. E sono interessanti le dichiarazioni di Braglia, cara Silvia, sì, perché poi ne andremo anche, come dire, andremo poi anche
a parlare e ha lanciato dei messaggi importanti. Allora, partiamo subito da Franco. Allora Franco, un pareggio che ha lasciato scontenti un po' tutti, un pareggio con una squadra, comunque la Sicula Leonzio, abbastanza abbordabile come diciamo compagine neopromossa in questo campionato, e un Cosenza che non è pervenuto, diciamo, in questa partita. Purtroppo. È l'ennesima delusione che devono assorbire i tifosi rossoblù, sempre, ahimè, di meno allo stadio. Evidentemente questo spettacolo non piace più a nessuno. Una squadra che ha grandissimi problemi, grandi difficoltà, probabilmente arrivata a questo punto, dopo tante partite, non si può più dire di aspettare un qualcosa, cioè il livello tecnico della squadra probabilmente non è eccesso, anzi in alcuni reparti e in alcuni singoli addirittura mediocre, quindi qualcuno si dovrà per forza prendere le responsabilità di tutto questo, cioè, se sarà stato il direttore sportivo, se sarà stato l'allenatore di prima, se sarà stata la società, anche se poi, se vogliamo dire, poi alla fine la società può fare l'errore di scegliere gli uomini. Io magari mi affido a Michele Bruni come direttore sportivo, posso fare questo errore. Sì. Poi la squadra però la costruiscono i tecnici, il direttore sportivo e l'allenatore di prima. Io non lo so con quale crisma, con quale criterio hanno scelto i giocatori da portare al Cosenza, perché come dice molto spesso Aldo quando è in enfasi, il Cosenza dovrebbero avere più rispetto per questa società, che comunque ha una storia importante nel calcio meridionale, e giocatori che vengono a calcare le scalere del San Vito, Marulla, dovrebbero quantomeno garantire uno spettacolo decente dal punto di vista tecnico. Questo non avviene da un bel po', nonostante il cambio dell'allenatore. Cioè, Braglia è indubbio che abbia portato qualcosa in più, io posso dirlo guardando quelle piccole cose da allenatore, lui ha portato qualcosa in più, evidentemente non riesce ad incidere più di tanto perché la squadra è quella che è dal punto di vista tecnico, probabilmente anche dal punto di vista della personalità e del carattere è una squadra che non dà garanzie, perché al San Vito puoi anche non vincere, puoi anche perdere, ma noi da tempo immemorabile, Michele ci ha pure lavorato 2 o 3 anni importanti, sa benissimo che il pubblico quello che vuole vedere è un animus pugnans, che non c'è. Allora, Antonio, abbiamo ascoltato dei fischi sia a fine primo tempo e anche a fine partita, con una contestazione comunque da parte dei tifosi del Cosenza, che dà un po' l'immagine del clima che si respira in questo momento. Sì, sono stati fischi sonori, anche non hanno risparmiato nessuno, già nel corso della partita era stato preso di mira, erano stati presi di mira non solo i calciatori, ma anche il direttore sportivo Trinchera, poi verso la fine della partita ci si è rivolti verso il presidente Guarascio, quindi tutti quanti sono stati coinvolti in questo tourbillon di emozioni negative. Io credo che i cori destinati del presidente Guarascio dovrebbero indurlo a porsi qualche domanda, se magari non ha sbagliato qualcosina nella scelta delle persone, come diceva poc'anzi Franco, e se c'è un modo per porre rimedio a tutto ciò. Quindi è una fase un po' particolare questa, è una fase un po' particolare anche per come dire, è sotto gli occhi di tutti che il mercato condotto quest'estate abbia colto un po' di sorpresa tutti quanti, noi addetti ai lavori per primo che probabilmente, anzi sicuramente ci siamo lasciati andare a dei giudizi forse un po' troppo entusiasti, il campo ha dimostrato il contrario e quindi c'è un direttore sportivo che dovrebbe assumersi le responsabilità del 13° posto, se non sbaglio, o 12°, non ricordo bene adesso in classifica. Te lo dico su. Del Cosenza. C'è da sottolineare che da quello che trapela da Via degli Stadi non c'è l'intenzione né da parte del direttore di fare un passo indietro, ad assumersi le responsabilità di ciò che 13. Ok. 13. Ho detto bene allora,
delle responsabilità di quanto sta succedendo, né da parte della società di cambiare direttore sportivo, che ricordiamo ha 2 anni di contratto e non è mica poco per un club di Lega Pro. Quindi capisco perfettamente che prima di pagare a vuoto un direttore sportivo per altri 18 mesi, un club deve fare tutte quante le valutazioni del caso. Però con questo si ritorna a ciò che ho detto all'inizio: purtroppo evidentemente sono state fatte delle scelte un po' sbagliate, se ne è accorto anche il sindaco che ha convocato Guarascio, i due hanno parlato, il sindaco poi ha tranquillizzato un po' l'ambiente delle buone intenzioni del presidente. Non si può fare altro che registrare queste parole, prenderle per buone, sperare che tutto ciò che ha detto poi venga portato avanti. Aspettando gennaio, perché ormai è questo il discorso, non solo aspettare gennaio, direi anche aspettare maggio, in quando inizierà probabilmente un nuovo campionato per il Cosenza, se Dio vuole, nei playoff, però fino a maggio, a prescindere, sarà un campionato del Cosenza fatto di rincorse, con poche emozioni, e poi si spera a maggio che il rossoblù, con i nuovi acquisti, con il quid in più che ci si aspetta da Braglia, possa diventare protagonista come lo è stato l'anno scorso. Senti Silvio, volevo dire una cosa, siccome Sì. abbiamo anche qui Michele Bruni, io volevo sentire Aldo Genova e poi se Michele, non lo so se tu vuoi entrare in argomento Cosenza, come vedi questa situazione, visto che sei sull'alta sponda eccetera, se vuoi dire anche la tua, ne hai facoltà tranquillamente, non ci sono problemi. Io direi però di fare entrare in argomento prima Aldo Cennamo per vedere come ha inquadrato la situazione e poi casomai se Michele vuole dire la sua o desidera dire la sua, non ci sono Aldo, problemi. tema libero. Ma io penso che la prima cosa che mi sento di dire, e nessuno me ne voglia, è che chi gioca una partita, i giocatori che scendono in campo e giocano una partita come quella che abbiamo visto sabato, non meritano di indossare la maglia del Cosenza. Perché il Cosenza, come diceva Franco, è una storia, una tradizione. Un blasone. Quindi non si può, è un blasone, non si può giocare una partita in quel modo, in modo svogliato. Quella è una partita che doveva il Cosenza vincerla, invece ha trovato una squadra, i giocatori che vanno in campo a passeggiare. Quando si va in campo a passeggiare bisogna avere il coraggio di dirlo. La responsabilità di chi è? La responsabilità di chi ha portato a Cosenza alcuni giocatori, diciamolo chiaramente, non ci dobbiamo nascondere, né tantomeno qualcuno si deve rizelare di quello che noi diciamo. Io dico con molta forza che chi ha fatto la campagna acquista ha fallito. Una campagna acquista, e così come è andato via tutto il codazzo di Fontana, allora doveva andare via anche Trinchera, diciamolo chiaro, Trinchera non ha fatto una campagna, sarà sicuramente un ottimo professionista, una persona capace che conosce il mercato, però a Cosenza purtroppo ha fallito. Può andare male a chiunque una stagione di campagna acquisti. Nel momento in cui Trinchera ha fatto questa campagna acquisti, ha portato questi giocatori che vanno in campo e non fanno il loro dovere, ha il sacrosanto diritto e dovere di dire al Presidente: me ne vado perché io ho fallito, perché la responsabilità non può essere del Presidente, ma è soprattutto di chi il Presidente ha affidato l'onere e l'onore di andare sul mercato e comprare giocatori per il Cosenza. I giocatori che sono a Cosenza, non me ne voglia, e Braglia tra le righe lo ha fatto capire perché è una persona intellettualmente onesta, poi questa è la verità. Su questo fronte oggi si deve costruire il futuro del Cosenza, si deve costruire programmando. Programmare significa che a gennaio, giustamente come il Presidente, io l'ho sentito il Presidente, sì, perciò parlo, giustamente si va a gennaio a comprare i 4-5 giocatori che devono essere giocati già per il futuro, per la programmazione del futuro, e il prossimo anno, così davanti al sindaco, come si è impegnato, perché il Presidente è persona d'onore, il Cosenza il prossimo anno dovrà sicuramente recitare un ruolo di primo piano e puntare alla Serie B. Questi sono i fatti. Poi io ho detto anche al Presidente, così la diciamo tutta, che sarebbe il caso di incontrare i tifosi o tutti oppure una delegazione e spiegare ai tifosi quello che purtroppo è avvenuto, perché una persona per bene, una persona onesta, una persona che ha giudizio come il Presidente non può fare a meno di confrontarsi con i tifosi, perché a me dà fastidio, e giustamente i tifosi lo fanno, che un Presidente che ha speso i soldini e li ha spesi male qualcuno a cui gli ha affidato i soldi venga contestato. Questa cosa onestamente non mi sta bene. Michele, vuoi... No, io faccio una premessa, il Cosenza ancora non l'ho visto. Vai Michele. Comincerò a vederlo cominceremo a studiarlo da domani, Ah. perché prepareremo la partita per domenica.
Di sicuro a inizio stagione, vedendo i giocatori confermati e gli acquisti, si pensava ad un'altra stagione, però io vi posso assicurare, non credo ai giocatori svogliati. A volte le pressioni, i risultati che non vengono, si entra in delle dinamiche di tensione, di paura, anche il passaggio più facile viene sbagliato, anche il gol più facile. Sono convinto che nel girone di ritorno, me lo auguro anche da Cosentino, parleremo di un'altra situazione di classifica, ne sono certo. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, restate con noi. Facevamo un'analisi. Bentornati con noi. Allora, voleva intervenire Clausi? No, io tornavo su quello che ha detto poco fa Aldo, cioè è fondamentale quello che succederà a gennaio, prendendo dei calciatori, si spera a lunga gittata per una programmazione. Però io la domanda che pongo ad Aldo e un po' a tutti è: programmazione con chi? Nuovamente con Trinchera? E mi fermo qua. E a proposito, Allora, sì, ma se vuoi ti rispondo. Poi. aspetta, c'è un messaggio da parte salutiamo Elio Principato che ci sta seguendo. Vero. E ci faceva notare una cosa per messaggio, che in tribuna è stato visto l'ex Gabriele direttore Martino. generale della Regina, Gabriele Martino. Chissà. Aldo. Ma noi abbiamo, io con Lo hai Gabriele incontrato, Martino Aldo ha incontrato l'ho incontrato, l'altra volta è stato anche nella nostra trasmissione tramite telefono. Io gli ho detto che nel momento in cui comprerò il Cosenza lo chiamerò a direttore generale del Cosenza, e che cosa devo dire di più? Lo stimo molto, sarebbe una grandissima figura per il Cosenza, ci potrebbe dare quello che ci manca. Rispondendo sicuramente la campagna acquisti che sarà, la programmazione che avverrà, caro Claudio, tu sei un attento osservatore, se dovesse avvenire con questa sciagura che quest'anno ci è capitato, è meglio che ci diamo battenti, ma conoscendo il Presidente, ma non perché lo voglio difendere, ma perché è così, perché lui purtroppo si è fidato di persone che non sono nemmeno della nostra terra. Qualcuno l'ha informato, gli ha detto come curriculum che quello che veniva, tutto quel codazzo, era un codazzo che ci poteva dare quella forza per poter andare, per poter fare un campionato di primissimo ordine. Invece purtroppo è stato un fallimento, quindi anche lui purtroppo è amareggiato. Io lo vedo, sono gomito a gomito, è amareggiatissimo, lo vedo. È chiaro che in questo momento lui deve recuperare una situazione, e la classifica con le penalizzazioni che verranno, perché ancora ne verranno. La classifica non è poi così brutta. Se noi dovessimo fare 3 o 4 risultati utili consecutivi, ci potremmo trovare nella parte sinistra, a gennaio 5 partite ci mancano, si potrebbe trovare il modo, perché ci saranno, arriveranno a Cosenza 4-5 giocatori, su questo non c'è dubbio, e molti di questi calciatori secondo me devono andare via. Non ci Va bene, possono Aldo, stare a dai, Cosenza. ti sentiamo Questa è la Braglia. verità. Ascoltiamo le parole di mister Braglia. Che ci sono dei messaggi importanti. Vai Enzo. Abbiamo fatto male, punto. C'è una serie di cose che non ne voglio nemmeno più parlare perché mi sto rompendo un po' le scatole. Abbiamo fatto male, è inutile che ce ne andiamo. Abbiamo fatto dei passaggi sbagliati senza pressione, poi piano piano più andiamo avanti e più la gente, che tra le altre cose hanno ragione a essere arrabbiati con noi. Però io vorrei tenere presente una cosa: io sono arrivato qua che avevano 2 punti, si era penultimi, ora siamo a 3 punti dalla zona play-out, e io credo che questa squadra qui in questo momento tante cose in più non le può fare, perciò se la gente capisce tante cose e ci dà una mano, a me fa piacere, perché noi dobbiamo arrivare alla fine del girone d'andata e stare fuori dai guai. Questo è quello che io mi sento di dire, non offendo nessuno dicendo così, però in questo momento qui noi abbiamo bisogno di aiuto, molto aiuto. Lo capisco che a volte la gente si sente in una certa maniera perché pensa tante cose diverse, ma la realtà è quella che la dice la classifica. Io sono arrivato, il Cosenza era penultimo, adesso siamo 13esimi, mi sembra, se non dico cavolate. Abbiamo 6-7 squadre sotto. Mi sembra che qualcosa, non certo dal punto di vista del gioco, perché se andiamo a vedere la partita di oggi e diciamo che abbiamo giocato bene,
sbagliamo. Allora Franco, una missione di colpa a tutti Sì, gli sì, effetti. No, non è una Mister Braglia Vabbè, vorrei ha detto intervenire prima che, Franco e insomma, poi dico la Posso mia dire, io. non è Vai, una Mister missione Giugno, di tu colpa, è che un'analisi siete molto colleghi con Braglia. Io la condivido No, in ma pieno non questa è una missione di colpa, è un'analisi molto serena, Lucida. pragmatica del momento della squadra. Lui dice, io ho preso questa squadra e quindi non l'ho costruita io, quindi l'ho presa in corsa, l'ho presa che era già in una crisi sia di risultati che psicofisica. Che di Comunque classifica. siamo riusciti bene o male, no, a tirarci fuori quantomeno dai bassifondi. Sicuramente lui avrà tastato i giocatori, perciò ha detto in questo momento questa squadra più di questo non può dare, possiamo leggermente migliorare solo se la gente si schiera, ci dà una mano, a incominciare magari già dal derby, ci dà una mano con la consapevolezza che le grandi partite non le vedranno mai, almeno fino a gennaio, perché questi sono i giocatori. È stato chiaro, è stato onesto, è stato che doveva dire di più. Ha chiesto scusa perché effettivamente questi spettacoli il San Vito non li merita. Tra l'altro prima con Michele facevamo un commento a voce bassa sul terreno di gioco che onestamente C'è il Grillo Talpa purtroppo. è veramente un peccato vedere il terreno di gioco del San Vito così e noi ce lo ricordiamo com'era. Quindi anche questo produce fatica ai giocatori che sono già in difficoltà dal punto di vista tecnico, dal punto di vista mentale, come diceva Michele. Se ci metti anche il terreno di gioco, è ovvio che la Leonzio viene qua, conosciamo Pino Rigoli, si mettono tutti là dietro, aspettano, tiene le due linee molto vicine, non ti concede spazi, tu già hai difficoltà, dopo 15 minuti incominciano pure a fischiarti e quindi vai in totale confusione. E il campo non ti aiuta magari a palleggiare, a muovere la palla, ormai si chiama tiki-taka, però vabbè, comunque. Gipo Viani faceva queste cose qua 40 anni fa, adesso lo chiamiamo tiki-taka. Allora, movimento. Sì. Allora, Antonio, proprio no, veramente prima volevo c'eri dire, prima tu, ma giusto 30 Allora. secondi, che non vorrei rubare la scena poi agli ospiti che sono sempre così affettuosi e cordiali. Niente, io l'ho detto più volte, l'ho sostenuto e qualcuno magari non è andata giù, perché quando la prima volta che l'ha definita strana la squadra Mister Braglia, io ho aggiunto qualche altro aggettivo, cioè per me oltre ad essere strana è una squadra che è stata costruita male. C'è una mia registrazione, la può sentire chiunque, sono sempre convinto di questo. Se aggiungiamo che dal punto di vista psicologico non è una squadra che è, come dire, è caratterialmente forte, il quadro è completo. Quindi i fischi del San Vito, una squadra che non è caratterialmente forte, e vengo alle parole di Braglia, concordo con lui perché è una persona che le cose non te le manda a dire ma le dice in maniera diretta. E sono anche d'accordo con Mister Franco Giugno perché in questo momento la squadra ha bisogno di essere aiutata. Io ho sempre sostenuto che il Cosenza deve limitare i danni, e lo sottolineo, limitare i danni fino all'apertura del calciomercato di gennaio. Sono d'accordo con Braglia quando dice e quando ha detto nelle prime interviste che anche un punticino a partita faceva bene purché si muoveva la classifica. Quindi limitare i danni, poi a gennaio si vedrà il da farsi. Io sono convinto di questo e rimarrò convinto fino al calciomercato, alla riapertura di gennaio. Allora Antonio, abbiamo ascoltato anche nel post partita le parole appunto del mister della Leonzio Pino Rigoli, che ha detto che si aspettava di trovare in campo Palmiero, reduce da una bella prestazione in Coppa contro il Catania, partita che il Cosenza ha vinto, infatti ha passato il turno e giocherà poi con il Trapani. Palmiero, se non sbaglio, l'ha avuto l'anno scorso Rigoli, lo ha allenato, sì, sì. quindi lo conosce molto bene. Poi Braglia, a domanda precisa, ha risposto che Palmiero a suo avviso non stava molto bene, quindi ha preferito fare un'altra scelta tecnico-tattica, perché comunque Bruccini è un calciatore differente dal punto di vista tecnico, la posizione davanti alla difesa, quindi comunque alla fine quelle sono situazioni di spogliatoio, solo il mister sa se un giocatore stava bene o male prima del fischio d'inizio, quindi Rigoli ha aggiunto anche che per loro è stato un vantaggio, forse non lo so, visto lo 0-0, capace che abbia ragione, però ci sono le attenuanti che Braglia ha sottolineato poi in conferenza stampa, quindi non è un sottolineare qualcosa, forse non lo so, non l'ho visto Io e Michele stiamo annuendo, perché la pensiamo allo stesso modo. No, io non Sì, adesso la parola prima ad Aldo e poi a voi due. Io innanzitutto devo dire
Ha ragione Franco Giugno quando dice che il mister Braglia ha centrato il problema, ha detto quello con molta onestà intellettuale, è andato davanti alle telecamere e ha detto quello che è la realtà, quello che noi stiamo qui spulciando tutti i lunedì. Questa purtroppo è una realtà, ci sono giocatori che purtroppo non sanno più quale pesce prendere. Per quanto riguarda Palmieri, io onestamente questo Palmieri, vi devo essere sincero, è un giocatore, il Cosenza ha bisogno di un giocatore che detta i tempi, Palmieri non detta i tempi, Palmieri non ha ancora quella capacità secondo me come giocatore di centrocampo a dettare i tempi, perché lui quando gli arriva la palla la smista immediatamente. Però va in profondità, apre il gioco, cosa che non abbiamo avuto nel primo tempo. Abbiamo noi, caro Franco, e probabilmente non è il gioco che gli serve. Il Cosenza aveva bisogno di un centrocampista che detta i tempi, che gli attaccanti sistemano in un certo modo, giocando con una sola punta e con i due esterni, e che il centrocampista che smista la palla in un certo modo. Palmieri questo gioco ancora, probabilmente troppo giovane, non lo sa fare secondo me. Vabbè, questa è una tua idea. Sì. Che c'era Franco Giugno che voleva intervenire pure. Non è il Vangelo. Ma io volevo dire solo 30 secondi per te, per Michele che ha parlato poco Michele, poi parleremo del Rente, Volevo un'ampia dire- finestra sul derby. Io volevo dire solo una cosa, quando uno va in conferenza stampa, questa è una questione di professionalità, deve giudicare il proprio operato, non deve giudicare quello che ha fatto il collega, non deve dire mi aspettavo Palmieri, perché non ha giocato Palmieri, È giusto. sia a livello di terza categoria, insomma. Cioè, io non ho mai visto in conferenza stampa Sarri o Allegri o Capello, Sacchi parlare perché Franco Segreto non aveva fatto giocare Aldo con la squadra sua. Cioè, niente, Vabbè. insomma. Allora, Michele. sì, Michele? Volevi aggiungere Il mister ha qualcosa? colto una mia smorfia perché mi sono meravigliato il commento sulla squadra avversaria, di solito vedi, si Michele, commenta non la si squadra. commenta. Era solo questo. Allora, chiudiamo un attimo la pagina del Cosenza, passiamo a Rende perché poi nella terza parte approfondiremo appunto il prossimo turno che vedrà impegnate nel derby Rende e Cosenza. E poi c'è da leggere anche... E poi c'è da leggere un comunicato. Allora, partiamo col vedere gli highlights di Casertana Rende 0-0, li commentiamo anche con Michele, Sì, che sì, insomma Michele. protagonista. Guarda, una partita... Michele, puoi fare esatto tu, Rende maglia bianca, giusto? Noi siamo in maglia bianca, sì, una partita quasi a specchio perché anche loro non ce l'aspettavamo, poi anche loro sono partiti con un 3-5-2 più Sì. o meno, come noi. I primi 20-25 minuti, devo dire la verità, qui c'è una bellissima chiusura, ecco, questa è un'occasione, diagonale ottima. una diagonale Blaze. di Blase, Sì. e poi c'è un'altra occasione loro, occasione per modo di dire, un anticipo del portiere di Forte, altro elemento davvero in gamba della nostra squadra che ha smorzato, forse è questa l'azione, vediamo. Sembra Casertana niente, qui però comunque lui ha ecco, esercitato un po' di anticipa sul pressione, primo prof, palo. ha esercitato un po' di pressione. Stato bravissimo. Questo è stato nei primi 20-25 minuti perché loro ci proibivano di fare, e questa è la nostra traversa, questa è una traversa clamorosa. Enzo Leonetti, possiamo andare a replay, vedere il replay della traversa se Bellissimo. andiamo indietro di Franco, mi pare, no? Franco, sì, Domenico ha colpito la traversa in pieno, la palla è rientrata in campo, questa è stata l'occasione Poteva essere gol. più ghiotta bellissimo. dell'intero incontro, l'abbiamo avuta noi. Dicevo loro nei primi 20-25 minuti... Eccola qua. Ecco. C'è una bellissimo. punizione dalla destra? Sì. Mamma. No, era un calcio d'angolo, Ah, se non calcio ricordo d'angolo, male. quindi Adesso non Franco me lo lì ricordo, era un colpisce calcio la traversa. d'angolo, sul secondo palo è entrato Franco, fa parte più o meno degli schemi che riproviamo in settimana. Stavo dicendo, i primi 20-25 minuti ci hanno messo in difficoltà, più che altro non ci permettevano di uscire perché loro con i due attaccanti, soprattutto il piccolino Marotta mi sembra si Sì, chiama, Marotta e Alfa Game e giocavano di Alfa punta. Game, bel gioco, non lo scopro vabbè, io. Alfa Game. E poi c'era l'esterno da questo Turchetta. lato, Danna. Ah, Danna ex Turchetta è Cosenza. entrato, ex Cosenza, ottimo elemento. E ci Peccato che sia un attaccavano, po' grande d'età. non lo so, non Guarda, so, 36, però- 35 anni c'ha. 81. Sì. 81, ottimo 6 anni elemento, 81. io non lo conoscevo a fondo, ottimo elemento. E ci evitavano di uscire da dietro, quindi noi dovevamo lanciare la palla, poi avevamo un po' di difficoltà a tenerla avanti. Possiamo tornare in studio, Enzo? Possiamo tornare in studio e andare sempre sì, sul Dopo professore del questo Rende? inizio, ripeto, Michele 20-25 Bruni. minuti sono un po' calati, non riuscivano più a fare pressione, allora abbiamo preso man mano il campo e nel secondo tempo credo che
si sia invertita la Te situazione. la posso fare una domanda che, come ti dicevo all'inizio, molti ci scrivono, ma il segreto di questo rende che praticamente è una squadra che non molla mai per tutti i 90 minuti, raddoppia, triplica, la corsa, è pur vero che avete giocatori anche un po' brevilinei, no? Che quindi sono portati a, però insomma, Allora, qualcosa da parte del non ci prof... sono segreti, non voglio essere, voglio fare il falso modesto, dipende tutto da un'organizzazione tattica precisa, perché Rende devo gioca dire, col 3-5-2, là, giochiamo l'hai col detto prima 3-5-2, Specchio. e grazie al mister Trocini, ma grazie a tutto lo staff, perché ci sono delle persone che lavorano dietro le quinte, tipo Tonino Pellegrino, Max Ginobili che registra la difesa a puntino, e quindi l'organizzazione tattica è la cosa principale. Dipende dai calciatori che hanno sposato un certo tipo di lavoro, ci credono, l'hanno interiorizzato e lavorano, danno tutto in allenamento, e poi l'intensità che hai in allenamento, mister, dimmi se... Come lavori in settimana, lavori la domenica. Te la porti nel campo. E le motivazioni, quello che viene chiamato il cuore, ogni ragazzo si rende conto che è una chance per lui. Squadra Questa giovane, della Serie C, noi fino ad agosto eravamo in interregionale, diciamoci la verità. Sa di giocarsela, non ha paura di fare la corsa in più per aiutare il compagno in difficoltà. Poi chiaramente dobbiamo stare bene per fare tutto ciò, ci mancherebbe, e quindi i segreti sono questi. I segreti Diciamo- sono questi del professor Bruni, diciamo anche preparatore che- atletico del Rende. Che Vai lui è un Silvia. po' il preparatore dei miracoli, lo possiamo dire? Grazie, O no? Però c'è un altro Diciamo. dato, secondo me. Grazie. Ma lui ha vinto pure a Cosenza, Ha mi sbaglio? vinto da Tu un eri a sacco Co- di parti. Ma lui ma Michele è un professionista e si vede, tutte le squadre che Michele ha avuto, dal punto di vista fisico-atletico erano insuperabili. Vabbè, ma Michele ha scritto anche un libro proprio sulla No, ma questo preparazione non perché atletica, Michele è diciamolo. amico mio, ci mancherebbe. Non uno, fa molti Però, convegni. ma il Rende ha avuto, io sarò sempre noioso, il Rende ha avuto la capacità di spendersi con persone che stanno qui sul posto. Quando Michele parla di cuore, questo vuol dire, c'è gente che ci crede, perché vive la realtà nostra. C'è gente che nello staff, il Rende è fatto al 90% di gente che vive la realtà, che ha un cuore, che ci crede, che quando i giocatori vanno in campo si sentono responsabili tanto quanto sente responsabile Michele, che è nel Rende e vive il Rende. Questa è la forza. Ecco perché io dico al Cosenza, scegli, caro Presidente, gente del posto, ad iniziare dal magazziniere e se c'è anche un allenatore bravo, scegli uno del posto, perché così si batte tutta la noia che in questo momento c'è. A Cosenza c'è noia perché c'è gente che a Cosenza è venuta a farsi una bella passeggiata, caro Franco, e io quando vanno in gambe e li vedo in quel modo mi arrabbio, non me ne voglio di calciatori, ma io la vedo così. Probabilmente sarò una noce in un sacco che non fa struscio, come si dice, ma io la vedo così, mentre la Rende vedo che quando vanno in campo ci mettono l'anima. E se noi domenica poi andremo a Rende come abbiamo giocato con la Sicola Leonzio, maledetto sarebbe quel giorno, perché io sarò lì, chissà come soffrirò. Mi auguro di non soffrire e mi auguro che poi vinca il Cosenza, mica non me ne volere. Sentiamo, prima, È in minoranza. sentiamo Antonio Clausi prima di andare a sentire Trocini, l'allenatore. Io credo che a luglio, anzi ad agosto, quando il Rende è stato ripescato, in pochi avrebbero scommesso €1 su questa classifica del Rende. 24 punti. Quasi nessuno, diciamo. Dai. Quasi nessuno. Quindi va dato al Cesare quello che è di Cesare. A conti fatti, con una salvezza che secondo me si aggira intorno a quota 40, E sono già salvi. al Rende potenzialmente, con una serie di buoni risultati, tra febbraio e inizio marzo potrebbe già averli raggiunti. Quindi iniziare a programmare poi il campionato successivo. Bisogna No, spendere. ci sono i playoff. Ci sono i playoff. Prima di programmare il campionato. Attualmente sono nei playoff Nel caso- loro, sì, nel caso ci sono i Cioè playoff. loro, per dire, il Rende Giusto. in questo momento Quindi- è nei playoff. Quindi, cioè, È al quinto posto perché ha vinto il Siracusa, quindi il Siracusa è balzato al Cioè, quarto, alla il Rende fine è al parliamo quinto. di- Noi, scusami Antonio, se no La davvero, salvezza, dai, noi una siamo squadra operaia, partiti- lo sappiamo. No, ma è la verità, perché se no La perdiamo definita di squadra vista. operaia Bruno Trocini. Ed è la verità. Noi siamo partiti con l'intento, l'obiettivo di salvarci ad ogni costo, anche tramite play-out. Adesso man mano andando avanti l'obiettivo nostro è salvarci evitando i play-out. Benissimo. Non- Allora chiudi Antonio. Che... Velocemente una cosa, guardiamo un attimo le persone di calcio che lavorano a Rende. Sì.
Franco Gagliardi, Martino, Ciardullo, Gigi De Rosa, figure... Francesco Modesto. Modesto. Ciccio Modesto e Titti Branda. Fa l'allenatore. Michele Bruno. No, sto parlando di figure... Titti Branda allena i giovani, no? Titti Branda, Titti Branda. Titti. Quindi Allora, figure dirigenziali o paradirigenziali. Sono 4/5. Il Cosenza non ha una figura, escluso Trinchera, dirigenziale. Quindi, quando Aldo dice che il Presidente dovrebbe guardare su questo territorio, io credo che questo voglia dire. È normale, che voglio dire. E io aggiungo anche un'altra cosa. Quando si fa mercato, eccetera, eccetera, di solito il Presidente delega dei collaboratori. A Cosenza tante volte questo non succede, perché è capitato in passato, non so se capita anche ora oggi, qualsiasi scelta, anche la scelta di portare la frutta, deve passare dal Presidente Guarasci. Sono tante dinamiche. No, non è così. Non so se avviene Aldo, ancora, scusami, sto dicendo. In scusa, passato. se no, fallo finire che poi andiamo, poi ne No, parliamo. no, vabbè. Apriamo poi l'ampia... Non voglio fare polemiche. Esatto. Ma non è una polemica. è No, lui sta semplicemente- dicendo che non ci sono le figure Secondo di se, riferimento, scusa, uno tranne che piglia Trinchera e che ha un suo curriculum, uno che piglia Fontane, che ha un suo curriculum, probabilmente qualcuno lo ha informato che sta sempre al nord, io sono per quelli del sud, che però questo staff era un staff di primo ordine. E quindi anche Ma il il problema- Presidente, ma il problema è il proprio Presidente questo. perché tu sai benissimo che il Presidente di calcio purtroppo non ne capiva nulla, no? Era proprio avulso al calcio. Oggi si è medesimato, si chiama Franco Giugno, si chiama Franco Giugno e si fida di Franco. Se poi Franco Giugno va a pigliare giocatori che tengono 40 anni e sono con la stampella, questo non che c'entrano Presidente. Scusate, io faccio gli esempi, no, per dire. Scusami se ti ho interrotto, scusami. La replica di 30 secondi al collega Klaus e poi andiamo a sentire Trocini. Non esistono figure intermedie tra la presidenza, la proprietà e l'area tecnica. A Rende ce ne sono diverse. Siamo d'accordissimo. Quindi Io mi auguro solo... l'anno scorso, perdone, io mi auguro... l'anno scorso c'era un direttore generale, Mi Carlo auguro Federico, che torni Federico. Carlo Federico. Mi auguro che torni. Tentò di Perché fare non da c'è più? collante. No, tra l'area l'ho tecnica. visto, Il Presidente, domenica l'ho visto. Sostiene che non vi siano altre figure dirigenziali. Escluso. Vabbè, uscirà l'organigramma, ce lo ha Vabbè, detto anche Gianluca magari- Pasqua nei magari ci prossimi saranno giorni. novità che Ci saranno delle eccetera, novità, eccetera. vedremo. Pare si faccia un vicepresidente, vediamo quello che succederà. Quindi io mi auguro che nell'organigramma compaiano figure, ma non semplici figure nominative, ma figure operative. Sono d'accordo con te. Benissimo. Bene, andiamo ad ascoltare le parole del tecnico del Rende, Trocini. È stata una partita equilibrata, giocata a mio avviso bene dalla mia squadra, abbiamo rischiato poco, di questo sono contento, per cui sì, punto meritato sicuramente. Partita da 0-0, i portieri poco impegnati, forse l'occasione più grande l'abbiamo avuta noi con quella traversa, però devo dire che assolutamente pareggio giusto. Siamo una squadra operaia e la forza nostra penso è la consapevolezza di questo, quindi non voler fare le cose, non voler specchiarsi, non guardare la classifica, ragazzi non sanno neanche quanti punti abbiamo, no scherzo lo sanno, però non sanno che non possiamo mollare di un centimetro perché la Serie C ti può punire immediatamente. Molti dei nostri ragazzi sono esordienti in questa categoria, per cui sicuramente stiamo facendo un gran campionato, di questo ne siamo fieri. Allora, Franco, mister Trocini fa una citazione che ora mi è venuta in mente di Al Pacino: non dobbiamo mollare un centimetro. Perdonami, noi l'abbiamo scritto sul nostro autobus, Ah, ecco, è vedi. proprio una cosa che va a parte Noto del con piacere che ti certo. piacciono i grandi attori. In grande, sì. Quella sporca ultimamente. Eh quando- sì, questo sì, è, quella sport è un ultimamente. discorso allo spogliatoio famosissimo. Sì, Ogni bravissimo. maledetta domenica. Ogni Ogni maledetta maledetta Domenica, ogni maledetta domenica. Allora, vai. E che ti devo dire? Lui è... Squadra operaia, l'ha detto. L'ha detto prima Michele, non è che non scopriamo niente, cioè il Rende credo che sia una squadra non eccessa dal punto di vista tecnico, rispecchia più o meno questo campionato che è abbastanza mediocre, ha una ottima organizzazione tattica, come diceva Michele, e credo si avvalga senza ombra di dubbio di uno dei migliori professionisti dell'intero panorama calcistico nazionale, che è Michele Bruni. Ma questo io lo dico non perché siamo amici, perché Michele cominciò con me nel 2002 vincendo un campionato a Rende, quindi poi si è evoluto, si è migliorato. È vecchietto allora. Come è giusto che sia, no, tanto vecchietto non è, ha incominciato in Gio, Berbe, ha cominciato Gio. in Berbe, quindi è diverso.
si è migliorato, come diceva prima Franco, ha studiato, fa gli stage, va ai corsi di aggiornamento, scrive dei libri, adesso si è messo a scrivere pure dei libri. Sì, scrive i libri. Il leader dei preparatori calabresi. Voglio dire, questo è il segreto del rendi. Io non credo tanto nelle altre figure che sono importanti, attento, che sono importanti, soprattutto in una città come Cosenza sono importanti. Le figure che fanno da elastico tra la proprietà, la squadra, sono importanti, e Cosenza non ce le ha, sono d'accordo con te. Rende credo che abbiano una importanza marginale, quello che è importante è la voglia di questi ragazzi giovani di imporsi, un grande preparatore atletico, un ragazzo giovane come allenatore che sa quello che vuole, non si crea voli pindari, cioè uno che gioca un calcio essenziale, è consapevole del materiale che ha a disposizione e lo sfrutta nel migliore dei modi, facendo giocare ognuno il proprio ruolo. Quindi questa è la forza, la serenità, la non pressione, come diceva prima Michele, che non c'è a Cosenza, a Rende si può lavorare con serenità, non hanno l'assillo del risultato a tutti i costi, questo è un vantaggio ovvio, no, però se bastasse solo questo, anche a Canicattì farebbero la C a vincere. E allora Antonio, hai alzato... Pressione che potrebbero avere proprio domenica nel derby, ma non perché magari gliela trasmette l'allenatore o la società, pressione perché vivendo a Cosenza, vivendo nell'area urbana, avvertono, così come al Marulla, anche a Lorenzo, questa pressione di questa stracittadina, di questo derby dell'area urbana che, volente o nolente, va giocato e porta comunque appeal più di una partita normale di quelle disputate finora. Certamente poi sarà un Marco Lorenzo strapieno. Dopo ne parliamo. Noi a Rende non siamo mai stati abituati a giocare. Che c'è adesso? Posso intervenire oppure? No, adesso io direi di andare a vedere il Catanzaro. Andiamo a vedere un attimo il Catanzaro, così poi nella terza commentiamo parte questo Catanzaro che ha perso per 2-1 a derby. Siracusa, brava Sì, Silvia. allora, Catanzaro che per 2-1 al Siracusa, doppietta, come abbiamo detto prima, di Parisi, e poi quasi nel finale il Catanzaro c'è questa I gol rete. sono stati realizzati, mi pare... Allora, al 15° del primo tempo e al sesto della ripresa. Ecco qua, qui c'è un primo attacco dalla destra delle Siracusa, si gioca sul terreno in sintetico di ultima generazione a Siracusa in maglia celeste, e vediamo il gol, battuta dalla bandierina, arriva in velocità Parisi e la mette dentro. 1-0 per il Siracusa, e poi Parisi realizzerà anche il secondo gol. Ecco qui il lasciato lì. Esatto, questo arriva da dietro al rimorchio e mette la palla dentro. Ed è l'1-0 per la formazione siciliana. Poi c'è qui un tiro dalla distanza, una punizione del Catanzaro parata dal portiere del Siracusa. È stato poi tutto sommato giocato discretamente bene il Catanzaro, anche perché poi ha finito la partita in 10 uomini per l'espulsione di Di Nunzio, quindi il difensore centrale. Sì, vediamo questo attacco del Catanzaro, e poi vedremo il secondo gol e subito dopo andremo in pubblicità che ce la chiedono dalla regia. Silvia. Sì. In avanti ancora il Catanzaro, e qui c'è un tiro di un attaccante calabrese, però alzano la mano per una posizione di fuorigioco. Ecco, i giocatori del Siracusa, comunque il portiere non si fa sorprendere. Ancora Catanzaro in avanti alla ricerca del pareggio, e qui c'è un tiro che sfiora il palo alla sinistra. Ha prodotto diverse azioni, Sì, ha prodotto diverse azioni, non è stato praticamente passivo, anzi, però poi il Siracusa qui ci dovrebbe essere nel secondo tempo c'è il gol. Esatto, sempre di Parisi. Molto bello di Parisi, c'è un cross dalla sinistra, incornata mister. Sì, sì. Bravo Suogno. Ecco qua. La vuoi descrivere dal punto di vista tecnico, Franco? Beh, è stato bello perché non era semplice, si è avvitato alla perfezione incrociando... Nordi secondo me la battezza fuori questa palla, perché la guarda con gli occhi verso il cielo, e però la palla finisce poi sotto il 7. Quella dovrebbe essere l'espulsione di Di Nunzio. C'è l'espulsione di Di Nunzio, poi c'è il Catanzaro in attacco che segnerà, mi pare, a 15 minuti dal termine. Sì, al 31esimo. Nel momento del calo del Siracusa, poi il Catanzaro è riuscito a realizzare il gol con Falcone. Qui c'è il fallo di Di Nunzio, e qui c'è il rosso giallo per l'ex difensore del Cosenza Calcio. Di Nunzio becca la seconda ammonizione, era già stato ammonito, e quindi termina anzitempo la sua gara.
ancora Siracusa in avanti, questa battuta d'angolo preda del portiere Nordi del Catanzaro. Altra occasione per il Siracusa e qui però insomma... Partita vivace comunque. Sì, molto vivace, occasione da una parte e dall'altra e poi vedremo il gol del Catanzaro con Falcone che arriva, sfrutta un cross misto dalla sinistra e la piazza. Possiamo rientrare in studio e ci fermiamo per la seconda fascia pubblicitaria. Restate con noi perché nella terza parte parleremo del derby. Da oltre 30 anni MPM Derma è azienda leader nel settore della stampa pubblicitaria. Da noi troverete un'ampia scelta di abbigliamento sportivo per squadre di calcio, enti ed associazioni, la più vasta gamma in pronta consegna della Calabria di coppe, targhe, trofei e medaglie. Realizziamo targhe con tecniche di lavorazione innovative. Per informazioni 0984 40 24 22. 11.000 metri quadri, più di 100.000 articoli. Mondo e risparmio. Infinita scelta tra casalinghi, mobili, fai da te, abbigliamento, calzature ed elettronica. E mentre tu fai shopping, i tuoi bimbi si divertono nei 500 metri quadri di area giochi completamente gratuita. Mondo e risparmio. Ogni giorno è un buon giorno per risparmiare. Presso Parco Commerciale Campus, Contrada Cutura, strada statale 107 Rende. Il sorriso rende più belli. Dental House, il dentista di famiglia che aspettavi. Chiama e prenota la tua prima visita con panoramica e check-up dentale gratuiti al numero verde 800 180 105. Bentornati a Replay per la terza e ultima parte. Allora, Franco, cosa abbiamo da dire di importante? Abbiamo da dire di importante che è arrivato un comunicato stampa che ci ha fornito il collega Francesco Pirillo del Rende Calcio che andrà a leggere, poi andiamo a mettere praticamente a fuoco quelli che sono i reparti del Rende per quanto riguarda difesa, centrocampo e attacco, qui anche grazie a Michele Bruni che è ospite oggi con noi e poi con Antonio Clausi, Franco Giugno e anche con Aldo Cennamo metteremo a fuoco oltre ai reparti diciamo, del Rende i reparti del Cosenza Calcio partendo dalla difesa, poi con il centrocampo e poi con l'attacco. Vai col comunicato stampa. Allora, leggiamo il comunicato stampa del Rende. In occasione della gara di campionato Rende Cosenza, in programma domenica 3 dicembre, la società Rende Calcio comunica di aver indetto la giornata biancorossa. Per questo motivo non saranno valide le tessere d'abbonamento. A nessun titolo, nemmeno per il tramite di altre società sportive, sarà possibile richiedere accrediti. In attesa che le autorità competenti rilascino, verosimilmente entro la giornata di mercoledì, le opportune autorizzazioni per l'apertura dei settori Tribuna Ovest scoperta e Tribuna Est, sarà possibile acquistare i tagliandi dei settori già in uso presso l'agenzia In Prima Fila di Cosenza o presso il botteghino dello stadio Marco Lorenzon, tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19. Di seguito i prezzi dei vari settori. Tribuna Sud, settore ospiti, 10 euro ridotto 7, Tribuna Ovest coperta 15 ridotto 10, Tribuna Ovest scoperta lato nord 15 ridotto 10, Tribuna Ovest lato sud da mercoledì 15 euro ridotto 10, Tribuna Est settore locali sempre da mercoledì 10 euro ridotto 7. Ovviamente gli abbonati del Rende Calcio potranno esercitare il loro diritto di prelazione e farlo valere indifferentemente per il posto già in uso o per altri posti. Detto questo, si parla già di una prevendita abbastanza alta nel primo giorno. Sì, da quelle che sono, diciamo, prima di entrare in trasmissione, quelle che sono, diciamo, le informazioni, sembra che al momento siano stati venduti 500 biglietti, 250 per il lato diciamo sud, dove c'è la gradinata dietro appunto la curva esattamente, 250 ed altri 250 per quanto riguarda la tribuna centrale. Questi sono, diciamo, al momento, prima di entrare in trasmissione, 500 biglietti, ma io penso, professore, che domani, dopodomani ci sarà anche l'ok, immagino, della commissione di vigilanza, sarà aperta anche la tribuna, la famosa tribuna B, dove andranno poi i tifosi del Rende, mi pare, no? Per una capienza che si dovrebbe arrivare a?
la nostra speranza è di superare le 3.000 persone. 3.000 persone, 3.000 spettatori. No, la capienza è maggiore. È maggiore. 3.000, se dovesse essere aperta, diciamo, come ci auguriamo, la tribuna B. Come vecchi tempi. A proposito di tribuna B, volevo salutare Sergio Tursi Prato che 2008, ha postato una bella 2008, cosa, sì, ricordando la figura di Piero Romeo, degli ultari degli anni '80, che mi è piaciuta molto su Facebook, quindi salutiamo anche gli amici di Rende. È stato un po' un messaggio di distensione, Sì, ci voleva. Di fratellanza. Allora, come abbiamo detto, mettiamo a fuoco i 3 reparti delle squadre, andiamo a vedere qual è la differenza reti. Allora, per quanto riguarda i gol fatti si equivalgono 12 il Rende e 12 il Cosenza, mentre per le reti subite il Cosenza ne ha subito 19, mentre il Rende 12. Allora, partiamo proprio dal professore Bruni. Michele. Noi abbiamo la terza difesa, se non vado errato, del girone. Hai detto 13 gol. Il Catania 9 reti, sì, poi 11. Peccato quelle 4 reti subite a Trapani, però questo sta a dimostrare proprio di una difesa, di una grande organizzazione per prima cosa, lo ripeto, questo di essere pesante, ma soprattutto di alcuni elementi. Io prima ho fatto i nomi, poi non è nemmeno simpatico perché dimenticherei qualcuno, però ci sono 2 o 3 elementi che sono davvero... Non ce l'aspettavamo neanche noi, credo, questo rendimento dei vari Pambianchi, Forte, Blazé e compagnia bella. Porcaro. Allora, 9 gol, ti aggiorno subito, professore, ha subito il Catania, siamo la terza, quarta... 11 il Monopoli, 12 appaiati hanno subito Trapani e Rende 12 gol. 12, io dicevo, considerati compresi i 4 gol. Vabbè, insomma, ci stanno. Sì, ci stanno. È l'eccezione che confermerà. È l'eccezione, certo. Allora, Franco, ci sono 8 punti che dividono le 2 squadre. Era impensabile alla vigilia, era davvero una cosa impensabile. Loro stanno facendo nel loro piccolo come l'Ester di Ranieri, no? Quindi perché era, come diceva Michele, inutile nascondersi dietro un dito. Il Rende è nato in Lega Pro con grande scetticismo dopo il ripescaggio, perché tutti pensavano che la qualità della rosa non fosse competitiva per affrontare un campionato così importante. Poi nel frattempo, a dire la verità, sono arrivati altri 3-4 giocatori dopo agosto, Michele, che sono quei giocatori che poi hanno reso l'ossatura della squadra molto più forte. Però da qui ad essere quindi dopo 14 partite ce ne vuole, quindi credo sarà una partita delicata per il Cosenza, perché è difficile battere questo Rende. E ha preso una sola imbarcata a Trapani, che comunque ci potrebbe anche stare, perché Trapani è una squadra di Serie B che gioca in Lega Pro. È difficile che prende gol, proprio per il calcio che giocano un calcio molto organizzato nella fase difensiva, magari non sono trascendentali nella fase offensiva, infatti è una squadra che fa pochi gol, però si difendono bene, subiscono poco, e possono farti male se gli concedi molti spazi. A campo aperto è una squadra che può farti male, perché c'è giocatori che sanno ripartire, sono veloci e quindi possono essere pericolosi. Credo che siano anche nelle condizioni ottimali dal punto di vista mentale per affrontare la partita, perché paradossalmente quelli che rischiano tutto domenica sono i rossoblù, anche dal punto di vista emotivo. Rende può affrontare questa gara viene da una vittoria in casa con Matera, dal pareggio di Caserta, del suo quinto posto, voglio dire, l'affronta con grande serenità. Se non si creano assilli inutili sono nella condizione migliore per giocarla, perché sono quindi, pur se dovessero perdere non succederebbe niente, anzi, voglio dire, poi alla fine loro continueranno a fare il loro lavoro con serenità come hanno fatto, ma se il Cosenza Maesia non vince o addirittura Franco, perde, io potrebbe crearsi di derby veramente una catastrofe ho visto sportiva. tantissimi derby, ho scritto sul Corriere dello Sport di tantissimi derby, però io dico che il Cosenza questa volta, insomma, se conosco un po' Braglia, non fallirà sicuramente, perché già averlo sentito in conferenza stampa ha mandato dei messaggi importanti, un po' a tutta la squadra, capaci di stravolgere, capaci di far giocare giocatori come hanno giocato in Coppa Italia, gente che corre, come ha vinto il Cosenza al Massimino di Catania. Voglio dire, io poi tutto sommato non sarei così negativo, e sono d'accordo con Braglia quando dice
dateci una mano, perché questa è una squadra che Sì, comunque ma l'ho detto i valori prima io. ce li ha, non li esprime perché è frenata psicologicamente, Ma d'altronde- è un problema mentale a mio Fra, avviso, io l'ho scusami, sempre inquadrato ma così. quale occasione migliore d'altronde per il Adesso, Cosenza non adesso. riscattarsi davanti ai propri tifosi? C'è il derby, molto sentito in città, manca da tanti anni, dal 2003, Dal 2003, esatto. quando Michele era dall'altra parte. Michele era sponda Cosenza, no? Sì, sì, Nel 2003. quindi voglio dire, è molto sentito in città. Questa è l'occasione giusta per i giocatori del Cosenza di riscattarsi davanti ai propri tifosi. Insomma. Aldo? Ma io, guarda, faccio un paragone con la partita col derby col Catanzaro. Io ho detto in quell'occasione che se non ti viene voglia di giocartela col Catanzaro una partita mettendocela tutta, poi la puoi anche perdere, quindi alla fine non è un dramma, ma se tu la giochi come hai giocato a Catanzaro e non ti viene quello stimolo, quella forza, quella cosa, sono un po' preoccupato. Mi auguro invece che, come giustamente diceva Mister Giugno, mi auguro invece che in questa settimana venga tutta fuori tutto questo orgoglio, questa voglia, giocare come diceva Mister Bruno, Brunello, la squadra come squadra operaia, chiamata come squadra provinciale, ce la deve mettere tutta, se non ce la mette neanche contro il Rende, allora veramente ha ragione Braglia, diciamo una squadra che a questo punto ci dobbiamo veramente salvare e un punticino a partita ci starebbe anche bene, perché lui vede ogni settimana i suoi giocatori, li costata, li allena, per cui se col Rende il Cosenza non dovesse avere quell'orgoglio, se non ci vuole quell'orgoglio, allora signori miei è inutile che parliamo, discutiamo e parliamo alla luna. Io non vorrei parlare alla luna, vorrei parlare con i risultati e mi piacerebbe che facessimo i 3 punti con il Rende. Prego, mister. Solo una cosa, poi dopo mi taglio. No, poi sentiamo Antonio. La questione del temperamento, no? È una questione intrinseca. Sì, non Cioè, l'acquisti se al supermercato. non ce l'hai col derby, allora lui deve essere bravo, come diceva prima Franco, a far giocare i giocatori più temperamentali. Perché se tu aspetti da Loviso il temperamento, per dire mi è venuto Loviso, non te lo darà mai, non è giocatore da temperamento, cioè è inutile, Quadrato non sarà mai un giocatore da temperamento, cioè, ecco, questi sono giocatori di qualità. Allora se tu chiedi il temperamento, ci sono alcuni giocatori che non te lo potranno dare mai perché non ce l'hanno dentro di loro. Ho capito. Antonio, allora, reparto difesa, un punto di forza per il Rende, qual è il punto di forza del Cosenza? Quale reparto? Mi verrebbe ci da sarà, dire, non lo so. mi verrebbe da dire nessuno, sinceramente, forse per la qualità, almeno sulla carta, dai, nominale, diciamo il centrocampo, perché comunque c'è Brucini, fa giocare Statella, Mezzala, quindi forse almeno sulla Mungo carta, tra le linee, dai, diciamo il centrocampo, dai. Diciamo il centrocampo, però è ovvio che questi giocatori debbano dare quel quid in più alla partita. Cioè, io mi aspetto da Mungo, da Statella, dallo stesso Brucini, da Brucini un inserimento, da Statella e da Mungo che creino una superiorità, anche se creare superiorità contro una squadra di Bruno Troci è difficilissimo, soprattutto a Lorenzo. Quindi questo diciamo, io credo che campo stretto, un campo rognoso, anche se il San Vito non è che sia molto diverso ultimamente. Diciamo anche un'altra cosa, il mister prima ha sottolineato la questione temperamentale, se il Cosenza non corre, se il Cosenza non dà tutto, domenica io la vedo durissima per il Cosenza, perché il Rende, a parte che il Rende ha vinto tutti i derby che ha disputato sinora in casa, quindi ci sarà anche un motivo, il Rende gioca tutto sulla forza d'animo e sulla forza di volontà, e poi il gol riesce a trovare sempre. Io credo che a meno che non ci sia un'invenzione di un singolo, il match si deciderà su una palla sporca, su una situazione da calcio franco. Io volevo aggiungere questo, poi dopo diamo la parola al professore Bruno, che io ho visto che alcuni giocatori che lo scorso anno hanno fallito, faccio un nome per tutti, Panbianchi ha fallito a Taranto, voglio dire, è successo quello che è successo, è retrocesso, eccetera, è venuto a Rende, e io ho visto alcune partite della vostra squadra, onestamente non ho visto altri difensori centrali avversari del Cosenza o nel Cosenza guidare la difesa con una sicurezza tale che Panbianchi dico ma questo è lui o non è lui? Sì, quindi io devo fare i complimenti a Bruno Troci, al direttore, non so chi, penso sia stato forse Bruno che lo abbia diciamo richiesto e rigenerato, non lo so come, però voglio dire ho visto un giocatore che
dal punto di vista proprio della fiducia è immenso, tra virgolette, è uno che stoppa la palla e col petto esce con grande eleganza, dico ma questo che a me ha fatto, devo dire, un'ottima impressione. E può darsi Francesco, che il capitano è un combattente. Io questo ho notato, alcuni giocatori sono stati rigenerati. Lo stesso Ricciardo, ho visto che è stato infortunato, però quando è entrato col Matera Ricciardo comunque l'anno scorso ha vinto il campionato interregionale. Sì, perciò che è uno di quelli praticamente, Rossini stesso, lottatore, ecco, vedo dei gladiatori in campo io a Lorenzon. Chi li ha scelti, il presidente, il direttore Giardullo, il direttore Martino, di sicuro hanno individuato dei giocatori, è retorica, però hanno scelto anche l'uomo, è importante, è fondamentale conoscerlo, sono dei ragazzi seri. Sono dei ragazzi che sudano la maglia, non aggiungiamo altro. Aldo Cennamo. Avevi alzato la mano. Allora ti faccio io una domanda. Vai Silvia. L'importante è vincere o non sbagliare? L'importante in questo momento... De Francesco diceva ieri della Roma, De Francesco di sbagliare di meno. Mi è venuto un flash, se Marzullo al femminile. Io la penso come Aldo assolutamente. Allora, io penso che in questo De Francesco della Roma ha detto che vince il campionato chi sbaglia di meno. Io penso che bisogna essere realisti. Se noi affrontiamo il Rente come abbiamo giocato in queste Aldo, non dire se partite, no, devi dire sei il Cosenza. Se noi dovessimo... Sei il Cosenza, il soggetto lo devi dare. Ma se il Cosenza dovesse per far capire la gente a casa. affrontare il Rente come ha affrontato le altre partite, come ha affrontato il Catanzaro, secondo me non c'è storia, perché la velocità del Rente, il gioco del Rente, la sovrapposizione del Rente, gli esterni, tutto quelli sono superiori a noi come gioco, perché Brunello ha un suo metodo di gioco e non ne conosce soltanto uno, non conosce solo il 3-5-2, Brunello può variare il gioco quando vuole e come vuole e sa anche fare i cambi perché ha una panchina che gli consente anche questo. Il Cosenza deve giocare da Cosenza, deve metterci l'orgoglio e la forza, la determinazione, deve giocare col cuore, Franco. Se gioco col cuore, allora veramente possiamo anche perderla poi la partita, perché non me ne frega niente, ma almeno vedo una squadra che compatte. Se vedo una squadra che compatte e perdi, dici sempre così, ma poi faccio l'applauso. Dice sempre così, ma una squadra che perde come ha perso col Catanzaro, io verrò qui in televisione e dirò le stesse cose, che sono giocatori che non mettono la maglia del Cosenza. Michele dice sempre così, ma poi va di Malox. La sera va al Malox, va ad attingere il Malox per il mal di stomaco. Non dimentichiamoci anche che tanti calciatori del Rente... C'è anche la farmacia, poi ci sono anche familiari che sono farmacisti, quindi... E li salutiamo. Salutiamo gli amici della Farmacia Europa, che so che ci seguono. Dicevo, non dimentichiamoci che tanti calciatori del Rente poi sono di Cosenza. Come no? E tifosi del Cosenza. Vabbè. Quindi Certo, anche Michele, voglio dire. Cioè. Ma proprio ecco perché io dico che come dire, la pressione forse verrà naturale. E è normale, dai, in derby. Nella squadra biancorossa. Io volevo fare una domanda invece a mister Franco Giugno, cioè parlare delle due panchine. Da una parte un tecnico scafato, esperto, quale Piero Braglia, dall'altra un giovane emergente che ha vinto in Serie D ed è il suo primo campionato di Serie C. Tu hai vinto, l'abbiamo sempre sottolineato, hai vinto a Rende, hai vinto a Gallipoli, hai vinto a Brindisi, quindi qualche campionato di Lega Pro ex Serie C alle spalle ce l'hai. Ecco, mi dici praticamente, mi fai un peso di questi due allenatori, da una parte Braglia e dall'altra Brunello? Ma io sono convinto che poi alla fine quello che decideranno la partita saranno i giocatori. Sì. Però da una parte c'è il pragmatismo di un allenatore, come hai detto tu, molto navigato, che difficilmente si lascerà andare alle emozioni, perché l'esperienza lo porta a gestire la cosa con molta freddezza. Dall'altra parte c'è un allenatore giovane, rambante, Brunello a volte mi somiglia per come va in escandescenza certe volte, no? Quindi è uno che si lascia andare un po', è nel suo carattere istintivo, gioca con la squadra, devo dire, lui partecipa al gioco della squadra, insomma. Quindi consuma energie nervose. Michele, ma tu lo sai che col Matera era squalificato, era dall'altra parte. L'ho visto passeggiare, ma praticamente... I giocatori mi prendevano in giro, mi dicevano prof, gliel'hai messo il GPS al mister che poi vediamo quando esatto, conta chilometri, perché quella tribuna andava e veniva, ma con la sigaretta in bocca. Però sempre, l'ho visto nervosissimo. È chiaro che vive la partita. Vive molto la partita. È normale che
chi ci mette il cuore, chi ci mette l'anima, è normale che... Però il mister è una persona molto equilibrata e questo suo equilibrio lo fa vivere alla squadra, porta serenità. Quindi, sì. Vogliamo chiudere allora? Credo che lui se la giocherà con l'entusiasmo che ha in questo momento. Ripeto, anche Bruno da allenatore sta facendo grandi cose, quindi non ha niente da perdere. Io credo che loro se lo giocheranno alla grande. La loro forza questa volta, e non sempre capiterà così, è di avere dalla loro la consapevolezza che non hanno niente da perdere, quindi se la giocheranno con grande serenità. Bene, leggiamo velocemente il prossimo turno. Agragas Regina, Bisceglie Siracusa, Catanzaro Fondi, Juve Stabia Casertana, Matera Fidelissandria, Rende Cosenza, Sicula Leonzio Paganese, Trapani Catania, Francavilla Monopoli. Ricordiamo che riposerà il Lecce, ricordiamo che Rende Cosenza si giocherà domenica allo stadio Marco Lorenzo alle 16:30. E poi ricordiamo che in notturno ci sono Matera Fidelissandria e la Juve Stabia pure con inizio alle 20:30, le altre si giocheranno tra le 16:30. Come a me è antipatica la parola quando dici riposerà il Lecce, mi sembra un campionato di prima categoria. Va bene. Questo grazie ai signori che comandano il calcio italiano da un po' di tempo a questa parte. Allora, andiamo a salutare i nostri ospiti, innanzitutto mister Franco Giugno. Grazie a voi. Ci vediamo Franco a Lorenzano, sì? Sì, credo proprio di sì. Ci saremo tutti, no? Ci saremo tutti. Poi ringraziamo Antonio Clausi che tra qualche ora sarà anche in radio. Sì, ci saranno come ospiti Gabriele Martino, ne abbiamo parlato prima, Stefano Fiore, ci sarà il presidente del Rende Fabio Coscarelli, insomma ci difendiamo anche noi. Bravo. Benissimo, Bene, benissimo. Poi ringraziamo il professore, preparatore Michele atletico Bruni. del Rende, Michele Bruni. Grazie dell'invito e delle belle parole. E poi Aldo, nostro amico, Salve a Aldo tutti. Genamo, con la speranza che lunedì, Alla prossima, insomma, alla prossima. siamo un po' più Facciamo gli scongiuri. Più distesi. distesi. Ringrazio Franco Segreto. Grazie a te, naturalmente a tutti gli ospiti che sono intervenuti, e sperando di parlare di una bella pagina di sport lunedì prossimo sempre qui a Teleuropa e sempre alle ore 15. E ci vediamo lunedì prossimo sempre alle 15, sempre su Teleuropa Network. Grazie di essere stati con noi e buon pomeriggio. Arrivederci.